Sinceramente se fatica un po' dimenticare, specialmente adesso, troppo vicino ancora. Difficile dimenticare quasi 80 giorni di ospedale, la terapia intensiva, il ricovero in reparto e la riabilitazione molto lunga. Ora è tornato a casa l'agricoltore di Borgo Veneto di 58 anni che quest'estate si era ammalato di Covid. Il ricovero lo scorso 3 luglio, da giorni aveva la febbre e si sentiva un peso sul petto. Le sue condizioni sono peggiorate costringendolo alla terapia intensiva, le dimissioni dall'ospedale finalmente il 24 settembre. Un periodo lungo che piano piano però ogni giorno c'erano dei miglioramenti, a parte i primi giorni che ero intubato e sedare, dopo si era visto ogni giorno piccoli ma continui miglioramenti. Il suo fisico sente ancora gli effetti del Covid, la perdita di peso e un senso di stanchezza, una sensazione per lui sconosciuta. È sempre stato abituato a lavorare sodo nei campi della sua azienda. Assurdo che ci siano persone che arrivino a negare il virus, ci dice. Bisogna che trova, sei fortunato che non, che non lo prendono, però non so come si faccia a negare che non esiste. Anche la sua compagna e la sua anziana mamma sono risultate positive. La signora, 88 anni, però è riuscita a guarire in pochi giorni e senza essere ricoverata in ospedale. L'agricoltore di Borgo Veneto ancora non si spiega come possa aver contratto il Covid. Non frequentava bar, solo un paio di uscite in pizzeria con la famiglia e sempre con la mascherina. Forse un contatto sul lavoro con i fornitori, dice. Bisogna sempre stare attenti e mai abbassare la guardia.